Siamo a Nogarolo, una frazione del comune di Tarzo, un bellissimo borgo che ancora conserva delle caratteristiche tipiche come una terrazza di legno chiamata pioli, cortili interni, e Nogarolo è inserito in un contesto naturale davvero stupendo perché è circondato da delle colline meravigliose. Alle mie spalle c'è il Monte Comun, mentre davanti a me si estende il Monte Baldo che unisce Nogarolo fino alla città di Vittorio Veneto, e da sfondo e da cornice abbiamo le prealpi. Qua davanti a noi c'è il Pian delle Femmine fino ad arrivare a quella cima e quel masso lassù che è il Monte Torresel. Qui a Nogarolo c'è anche un antico lavatoio che è stato restaurato da dei volontari qualche anno fa, la Fontana degli Stauli. Essa prendeva acqua da un'antica sorgente ed era luogo di aggregazione anche per il borgo, oltre che ad essere utile per prelievo dell'acqua e lavare i panni, era anche proprio un motivo di socializzazione tra le donne che venivano qui ed era un po' il fulcro del borgo. Ecco il segnavia della Via dell'Acqua, che attraversa un po' tutte le prealpi trevisane, parte da Fregona e è un percorso che arriva fino a Segusino. Sono circa una sessantina di chilometri che uniscono tante località e punti, diciamo, interessanti che hanno a che fare appunto con l'acqua, lavatoi, sorgenti, torrenti, tanti spunti proprio su tutti questi comuni ai piedi delle prealpi. Alle mie spalle ci sono bellissimi castagni antichi. Vedete, quest'anno sono pieni di frutte, di castagne che stanno maturando. Noi qui ci troviamo all'interno dell'area di produzione del marrone di Combay IGP. L'area comprende 11 comuni della vallata, appunto da Combay fino a Vittorio Veneto. Da Nogarolo partono numerosi sentieri che permettono di raggiungere diverse località. Si può arrivare proseguendo per questa strada questo sentiero fino a Serravalle, a Vittorio Veneto, oppure sempre partendo da Nogarolo si può salire sul Monte Baldo, una bellissima escursione un po' più impegnativa. Sempre da Nogarolo si può scendere verso i laghi di Revine e anche risalire il Monte Comun fino a raggiungere il comune di Tarzo. Da qui si gode di un bellissimo panorama sulle prealpi trevigiane. Dal Cézanne si arriva fino al Col Visentin, che vedete innevato, che è la montagna più alta delle prealpi, arriva fino a quasi 1700 metri. Al di là vediamo la Valla Pisina e poi il Pizzoc.